e benvenuti alla presentazione di Senza Pubblico di José Sánchez Polani, che si fa chiamare anche Felipe, per il tuo nome ormai tutti riconoscono. È un romanzo che ho trovato molto interessante, anche se in realtà non è un vero e proprio romanzo, sembra più un monologo per la maggior parte del libro, simile a Phineas Wake, Joyce, oppure un po' anche a Virginia Woolf, insomma. E infatti è un romanzo difficile diciamo, identificazione, e sembra anche un saggio filosofico, perché fa tantissime riflessioni, il personaggio fa tantissime riflessioni sulla vita, sul quotidiano, sulla società. E anche fino a alcuni romanzi dell'Ottocento francesi, in cui sembrano alla fine non accadere niente, invece tutto quello che accade all'interno dei protagonisti. Per scrivere un romanzo del genere, quali ispirazioni hai avuto? Cioè, che cosa ti sei ispirato? Ma vabbè, intanto devo ringraziare per la revisione del romanzo Carla Ogrizek e Sara Fiorina, che mi hanno aiutato a correggerlo. È un romanzo che ho scritto nei primi anni del 2000 e per fortuna loro poi ci hanno rimesso le mani e quindi lo hanno un po', diciamo, ritoccato e l'hanno fatto in modo da renderlo, diciamo, dal mio punto di vista più fruibile. Per quanto riguarda l'ispirazione, non ho preso ispirazione da scrittori direttamente, nel senso che non c'è molta premeditazione nel romanzo, però avevo letto delle cose tipo uno dei romanzi che più mi ha colpito era stato L'uomo senza qualità di Robin Hood, dove praticamente non c'è molta trama, però c'è molto saggio, e questo personaggio che sembra capace di far tutto in realtà poi è paralizzato e non fa nulla. E diciamo alcune cose di Virginia Woolf, di Fuggì dal faro, dove c'è molto malessere, il trascorrere del tempo, ma non c'è una trama vera e propria, e quindi non è un romanzo associabile a un thriller, a un giallo o qualcosa di questo tipo. Il personaggio ha perseveranza, però è sempre disilluso, è disingannato, non riesce mai a ottenere quello che vorrebbe, perché vive in una società troppo complessa, sovrastrutturata, e quindi non riesce a collocarsi da nessuna parte. Quindi vorrebbe avere dei consensi, vorrebbe appartenere a dei contesti, ma è sempre fuori gioco, insomma. Abbiamo a accompagnarci durante la presentazione l'attrice Alessia Luongo, che leggerà alcuni brani dell'opera, quindi parti subito con uno per dar voce al protagonista. Mi sembrava che gli individui proteggessero la loro impotenza con l'auto-illusione. Era come se si creasse inconsciamente un senso benefico di mancanza di pericolo, che ti consentiva di non dover modificare le tue abitudini. Dietro un apparente processo evolutivo, infatti, riconfermavano ciclicamente se stessi, senza subire rilevanti alterazioni e senza mai approdare a un'autentica presa di coscienza. L'ipocrisia ci teneva per mano, ci faceva tirare dritto, impedendoci di guardarci indietro. Sto parlando di un periodo in cui volevo abbandonare l'idea di diventare uno scrittore, un'idea che avevo accarezzato per qualche anno con un certo senso di soddisfazione, perché mi dava la piacevole sensazione di non dovermi mischiare agli altri, mantenendo sempre una tangibile distanza. L'obbligo di ricoprire un ruolo all'interno della società poteva confondere in merito alla possibilità di captare un desiderio essenziale dentro se stessi. La necessità inevitabile di sopravvivere finiva spesso per non coincidere con quella di vivere secondo i tuoi canoni. La tua vita assumeva ben presto una forma ben lontana da quella che tu avresti voluto. Un uomo che non poteva ricevere la preziosa spinta iniziale di un talento innato era costretto poi a ingannarsi costantemente nel tentativo di imbroccare una strada che per lui sarebbe sembrata quella giusta. D'altronde, al contrario di come in genere si pensava in maniera quasi automatica, non risultava affatto scontato che si conoscesse fin da subito il cammino da intraprendere, e più delle volte la scelta era dettata dalla convenienza piuttosto che da un'effettiva motivazione.